Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati di nuovo io rispetto al calciomercato, Batman Napoletano, come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a parlare dei pronostici delle partite di Serie A. Tra una piccola parentesi, in questa stasera ci sarà partita tra Napoli e Cagliari. Vi ho fatto il post partita, se vi ricordate, di ieri, ehm, dove oltre alla pre-partita ho fatto i pronostici della partita delle partite di oggi, non di ieri. Ieri sarà la Juventus, mi ero scordato di sia commentarla alla fine che a fare il pronostico. Quindi non penso che uscirà qualche video riguardo alla Juventus. Però vabbè, questo video sarà dedicato ai pronostici della 14ª giornata di Serie A. Allora, direi di partire subito. Allora abbiamo Sassuolo Fiorentina, scusate. Secondo me vi potete giocare l'uno secco su questa partita perché in questo momento, anche se il Sassuolo sta giocando contro una top, starà giocando contro una top, ma è una top che sta passando non un brutto periodo, ma stra brutto, ma stra brutto. Una top che va da 3 anni in Conference League, ha rischiato pure di vincerla la Conference League. Sta retrocedendo un po'. La situazione fiorentina è troppo scandalosa, ma troppo, troppo, troppo. Perciò dico l'uno secco sicuramente per il Sassuolo in qualche modo la riuscirà a vincere. O con un gol di scarto più. Secondo me andrà a segnare Pinamonti, farà doppietta il risultato finale sarà 2-0. Inter Como 1, andrà a segnare Turam e finirà la partita con 1-0. Sì, il Como è, diciamo, è una top, un'altra buona top, perché in questo momento si sta giocando il posto contro, sì, sta giocando il posto contro Bologna e questo tipo di squadre qua per la Conference League. Eh, ehm, In pratica il Como sì è ostico da affrontare, però secondo me l'Inter andrà a vincerla, ma di poco, essendo una partita molto difficile. Abbiamo visto il Napoli come. Poi Cremonese Lecce X, partita normale, tra virgolette, 0-0 sarà secondo me. Sarà una partita molto equilibrata. La Cremonese non andrà a spuntare la partita. Pure la Cremonese sta comportando come una squadra di metà classifica, anche se non lo è, diciamolo, eh. Però secondo me questa partita, a prescindere da quello che è uno scontro salvezza, perché sono tra virgolette un big match tra le piccole squadre, però il Lecce metterà i bastoni tra le ruote alla Cremonese. Cagliari-Roma finirà per un 2-1, quindi 2, vi consiglio di giocare 2. Gol di finirà per 1-2, gol di Pellegrini e Sule, si andrà a sbloccare a Pellegrini e poi per il Cagliari andrà a segnare Folonscio. Poi Lazio-Bologna X0-0, Napoli-Giù, big match della giornata di Serie A. Penso di star fuori Napoli, non so se ritornerò per le 8, però penso di farcela e di guardarmi tutta la partita. Poi non so, magari con un coppo telefonino, se non riesco a vederla. Andrà a segnare, andrà a finire questa partita con un 2-0, gol di Orion e Noalang. Poi Pisa, Parma.
1 andare a vincere il Pisa, però di Cortomuso, di 1-0, se andrà a segnare Joan Quadrato. Poi Udinese Genoa, X 0-0. Torino-Milan 1x, che sarà l'ultima partita della giornata di campionato. Si giocherà tipo il lunedì alle 20:45, una cosa del genere, ma non ricordo se alle 20 alle 45 o alle 6. Vabbè, però ho messo l'1x perché Torino si sta comportando bene, si è comportato bene anche con l'assenza di Simeone, e perciò dico o andrà a spuntare il Como di 1-0 però, gol di Zapata, oppure ci sarà il pareggio 1-1, gol di Zapata per il Milan di Tomori. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, ciao!